morto perché trafitto da diversi colpi di pistola un 51enne di Mestre ucciso dall'attuale compagno dell'ex moglie che lo aveva denunciato per stalking. Il racconto di un vicino di casa che con la figlia infermiera è intervenuto per primo dopo la sparatoria, il racconto dei drammatici momenti in attesa dell'arrivo dell'ambulanza e delle forze dell'ordine. Segnalato alla procura, l'imprenditore è rientrato dalla Serbia positivo al coronavirus. Zaia conferma una nuova ordinanza più severa nei confronti di chi non rispetta la quarantena. Turista austriaca positiva al coronavirus, di ritorno da una breve vacanza a Jesolo, immediati controlli dell'ULSS 4, nessun focolaio, situazione sotto controllo, dice l'azienda sanitaria. Restano gravi ma stazionarie le condizioni del tunisino 38enne vittima di un pestaggio a Jesolo, almeno altre 24 ore per avere chiarimenti sulla situazione clinica, specie per le lesioni alla testa. Proposte concrete per fermare lo spopolamento di Venezia e riportare i residenti in città. Il comitato Asterisco ha promosso un incontro aperto a tutti in campo Sant'Angelo. Pedalata di mestrini attivisti con bimbi piccoli a seguito contro un nuovo parcheggio di Forte Marghera. In 1500 dicono no al nuovo parcheggio di Farsetti. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli in primo piano: la cronaca, omicidio a Mira, questa notte intorno all'1 ucciso a colpi di pistola un 51enne mestrino dall'attuale compagno della sua ex moglie, l'assassinio per motivi di natura sentimentale. A carico della vittima il divieto di avvicinamento all'ex moglie che lo aveva denunciato per stalking. La moto del mestrino Andrea Baldan, 51 anni di Mestre, ex giocatore del Rugby Padova, è ancora ai margini della strada dove ha trovato la morte dopo essere stato ucciso da 3, forse 4 colpi di pistola sparati da Simone Meggiato del posto, suo coetaneo e attuale compagno della ex moglie, qui in via Piave, laterale di via Ghebba, a Oriago di Mira. Tutto è avvenuto nell'arco di pochissimo tempo, verso l'1 del mattino. Andrea, che aveva il divieto di avvicinarsi alla moglie, che lo aveva denunciato per stalking, arriva qui in piena notte, in sella alla sua moto, è 00:50. Alterato dal livore e la rabbia che l'ex moglie sia qui a casa dell'attuale compagno, citofona e suona più volte il campanello. Simone Meggiato, il compagno della moglie, arriva giù di corsa, ma non da solo, è armato. Con lui una beretta e una pistola al peperoncino. I due si scambiano parole pesanti, ne nasce un forte alterco, quindi l'inseguimento e gli spari diversi, come si evince chiaramente dai segni per terra lasciati dagli uomini della scientifica. 3, forse 4, quelli che hanno colpito diversi organi vitali di Andrea, visti i fori di entrata e di uscita sul corpo, tra cui sembra anche il cuore, colpi mortali. Diversi testimoni che hanno sentito gli spari sono accorsi qui per prestare i primi soccorsi alla vittima che sembra respirasse ancora e a cui tra l'altro ha prestato soccorso anche lo stesso omicida, che continuava a chiamarlo per nome. Andrea, non posso credere, diceva, che tu possa andartene, stai qui con me. Questo quanto riferiscono alcuni vicini di casa che per primi sono arrivati qui a prestare soccorso. Ora sarà l'autopsia a stabilire l'esatta causa della morte, con l'omicida già in carcere a Venezia e con i carabinieri della tenenza di Mira, i colleghi del nucleo aeromobile di Mestre, arrivati subito sul posto dopo essere stati allertati proprio dai vicini di casa, testimoni di quanto accaduto. La salma della vittima è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Mestre. È uno dei testimoni chiave della scena del crimine, è stato lui con la figlia infermiera a soccorrere la vittima per primo insieme al killer. Il racconto del vicino di casa dell'assassino, dei coincitati momenti in attesa dell'arrivo dell'ambulanza e delle forze dell'ordine. Prima si hanno preso a pugni, dopo sono scappati e si sono rincorsi dietro, non lo so. Noi quando siamo usciti abbiamo trovato il signore per terra, la vittima, e quello che aveva sparato, che cercava anche lui di aiutarlo in ogni caso, però prima si era allontanato, dopo ha visto che siamo arrivati noi con mia figlia è tornato anche qua lui, non so dove sia andato, è andato a casa penso. Mia figlia ha cominciato lei, dopo è arrivato subito lui, si alternavano, uno faceva polmoni, uno faceva bocca a bocca, ma non si muoveva il signore, non reagiva.
È il drammatico racconto del vicino di casa di Simone Meggiato, l'omicida, e dei concitati momenti seguiti a quelli di follia trascorsi insieme a lui nel tentativo di rianimare la vittima, Andrea Baldan, oramai esanime, a terra in una pozza di sangue. Lo chiamava Andrea, mi sembrava Andrea, non è possibile, non lasciarmi, respira. Ma l'altro non si muoveva, rimaneva fermo immobile, ormai secondo me era quasi finito. E lei gli ha chiesto cosa fosse successo? No, io ho tenuto la pila per fare le luci, diciamo. Mia figlia ha provato a rianimarlo, siamo stati qua un quarto d'ora a provare sempre, finché è arrivato l'ambulanza, i carabinieri, dopo l'ambulanza. Sua figlia fa l'infermiera? Sì. Dove? A Dolo. Ha cercato in ogni modo di fare il possibile, ma il signore non si muoveva assolutamente. Avete sentito che stavano litigando? Abbiamo sentito delle voci, ma non si capiva bene se stavano litigando. C'era una pistola, una specie di pistola, sembrava un lanciarazzi, non lo so. Non sembrava una pistola normale, sembrava un altro tipo di pistola. Però un'altra pistola c'era di là, sicuramente sì, l'hanno trovata i carabinieri. Il testimone è omonimo con la vittima, ma solo per caso, perché non è legato ad alcun grado di parentela con l'ex rugbista. È stato lui, con la figlia infermiera, a ritrovarsi, suo malgrado, testimone della macabra scena appena fuori al giardino di casa propria. Meggiato era anche lui qua e si alternavano. Mia figlia provava a fare sul petto, l'ispirazione sul petto, l'altro signore provava con la bocca, ma... Quindi dopo avergli sparato ha provato a soccorrerlo? Certamente, eravamo qua, siamo stati qua un bel pezzo. Ha provato a soccorrerlo, lui faceva respirazione bocca a bocca, mia figlia provava a fare respirazione manuale sul petto, insomma, non so come si chiama, ma non reagiva il signore, stava fermo. È stato segnalato alla Procura di Vicenza per valutare eventuali profili di colpevolezza. L'imprenditore è rientrato dalla Serbia positivo al coronavirus. Zaia conferma dalla prossima settimana una nuova ordinanza più severa nei confronti di chi non rispetta la quarantena. Stiamo parlando di 5 contagiati che vengono da fuori, stiamo parlando non di un'ecatombe in Veneto di contagi, perché non c'entra niente. Il virus che circola in Veneto arriva da fuori regione. Zaia lo ripete più volte dopo il caso dei 5 positivi, 4 di ritorno dalla Serbia, che ha aperto un nuovo focolaio tra le province di Padova, Vicenza e Verona, con un centinaio di persone in isolamento fiduciario. Lo fa confermando per la settimana prossima una nuova ordinanza che non conterrà restrizioni ai cittadini, ma provvedimenti più efficaci sulle quarantene. Zaia ha anche parlato col ministro della Salute Speranza della possibilità di applicare in alcuni casi il trattamento sanitario obbligatorio. Anche lui riconosce che il tema del trattamento sanitario va chiarito fino in fondo, perché effettivamente davanti a casi estremi i nostri sanitari, per attuare il piano di sanità pubblica, non è che lo fanno perché siamo entrati in una dittatura, no? Qualcuno dice è il trattamento sanitario. Guardate che una persona infetta da coronavirus non può andare in giro. Il centinaio di persone venute a contatto con i 5 positivi è stato sottoposto a tamponi che saranno ripetuti a breve e che al momento hanno dato tutti esito negativo. Ha intanto però avuto conseguenze l'atteggiamento del cosiddetto paziente zero del focolaio, un imprenditore 65enne del Vicentino attualmente ricoverato in terapia intensiva. Noi oggi abbiamo presentato in procura una segnalazione perché ravvisiamo i profili per una colpevolezza da parte di questa persona, che partono dalla mancata collaborazione con le autorità sanitarie fino al rischio di provocare epidemia nella popolazione, consapevole di essere portatore di un contagio. Nello specifico mancano all'appello diversi partecipanti ad una cena svoltasi il 27 giugno, nella quale ci sarebbero state più di 100 persone, ma della quale dal paziente sono arrivati solo 20 nomi. L'appello è quello di contattare l'Ulsotto Berica per sottoporsi a tampone. Siamo rimasti molto seccati per di poco da questo comportamento. Le aggiungo che c'è stato anche un atteggiamento molto supponente nei confronti del personale sanitario, questo noi non lo accettiamo. Intanto, assieme all'Emilia Romagna, il Veneto ha segnalato al Ministero della Salute le falle del DPCM nel caso di rientro da un paese extra Schengen di uno straniero che lavora in Italia o di un italiano che ha sede di lavoro all'estero. Abbiamo scritto al Ministero, intanto facendo presente che avevamo questi focolai importati, chiedendo che tutti i soggetti che rientrino possano effettuare il tampone. Se non vogliono disporre l'isolamento,
potremmo al momento dell'arrivo fare un tampone. Se questo è negativo, la persona, informato anche il datore di lavoro, potrebbe andare a lavorare con i dispositivi di protezione e fare un secondo tampone a 5-6 giorni dall'arrivo. E domani alle 12.30 vi proporremo una lunga intervista in esclusiva al governatore Luca Zaia. Sotto i riflettori gli scenari che attendono il Veneto da qui ai prossimi mesi tra situazione sanitaria e rilancio dell'economia. Appuntamento dunque da non perdere domani alle 12.30. Positiva al coronavirus in Austria, di ritorno da una breve vacanza a Jesolo, la vicenda di una turista fa scattare immediatamente i controlli dell'ULSS 4. È rimasta a Jesolo per 4 giorni assieme al marito e al figlio di 12 anni, poi è tornata a casa sua, in Austria. E qui, dopo che si erano manifestati dei sintomi, le analisi del tampone sono state chiare, positiva al Covid-19. Il coronavirus getta una nuova ombra sul Veneto, ma questa volta, fortunatamente, almeno per ora, non parliamo di un focolaio, ma di una situazione ampiamente sotto controllo. Certo, la sicurezza si potrà avere solo alla fine degli accertamenti dell'ULSS 4, tuttora in corso. La donna è una signora di mezza età austriaca, arrivata il 26 giugno al Lido e andatasene il 30 giugno, dopo aver alloggiato con il marito e figlio in un albergo. Considerato il periodo di incubazione di 14 giorni, non è escluso e anzi presumibile che il contagio sia avvenuto prima dell'arrivo nella cittadina balneare. Al ritorno in Austria non è stata ricoverata e sta bene, così come i suoi familiari che, stando alle autorità austriache, non risulterebbero contagiati. Dopo l'esito del tampone nel suo paese, il 2 luglio il Ministero della Salute austriaco ha contattato la Farnesina, che ha informato subito l'ULSS 4. L'azienda sanitaria ha avviato immediatamente le indagini con i suoi ispettori. Nell'hotel dove alloggiava nessuno è stato messo in quarantena, la struttura è aperta. A giocare a favore della situazione sarebbe stato il carattere estremamente riservato della famiglia. Nessun contatto ravvicinato con i presenti e il personale della struttura ha sempre utilizzato i dispositivi e le normative di sicurezza e prevenzione per difendere i clienti e se stessi. Certo, la famiglia ha frequentato la spiaggia e si presume anche qualche bar o ristorante, ma anche in questo caso gli accertamenti stanno dando esiti tranquillizzanti. Bisognerà però attendere i canonici 14 giorni per essere sicuri di essere fuori dai problemi ed è un'incertezza che pesa in un litorale che cerca faticosamente di rialzarsi dopo l'incubo virus. Dall'ULSS 4 la rassicurazione sul livello di attenzione massimo in tutte le località balneari, da Jesolo a Caorle al Cavallino. Sarà un'estate di monitoraggio costante. Gli imprenditori sono ligi a seguire tutti i protocolli, afferma il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori Alberto Maschio, una vicenda per la quale non deve essere fatto alcun allarmismo, da una parte perché non è escluso che la donna avesse già contratto il virus prima del suo arrivo, dall'altra perché i nostri albergatori sono molto professionali e rispettano fin quasi all'ossessione i protocolli di prevenzione, tant'è vero che non risulta alcun dipendente o altra persona in quarantena. E continuiamo con la cronaca. Restano gravi ma stazionarie le condizioni del tunisino 38enne vittima di un pestaggio dopo una lite avvenuta a Jesolo. Il 38enne è ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale All'Angelo di Mestre, dove bisognerà aspettare almeno altre 24 ore per avere chiarimenti sulla situazione clinica, specie per le lesioni alla testa. L'uomo, probabilmente ubriaco, aveva infastidito anche pesantemente gli avventori di un bar con 3 dei quali già identificati dai carabinieri, che lo hanno picchiato anche infierendo, secondo quanto si vede in un video amatoriale, su di lui già a terra indifeso. I carabinieri hanno denunciato i 3 tutti italiani incensurati e del luogo per lesioni personali gravissime in concorso. Dramma della crisi a Murano, il corpo senza vita di Gianni Cimarosto, artigiano del vetro che lavorava a Lume, è stato trovato senza vita dal padre nel magazzino di casa. Aveva 49 anni, per anni aveva gestito un'attività in Rivalonga, dopo la chiusura è riuscito a trovare solo impieghi temporanei, una situazione aggravata dalla crisi provocata dal coronavirus che ha colpito anche un settore già con diverse difficoltà come quello del vetro di Murano. Proposte concrete per fermare lo spopolamento di Venezia e riportare residenti in città. Il comitato Asterisco ha promosso un incontro aperto a tutti in Campo Sant'Angelo.
Le note del trio jazz veneziano We Three attraversano Campo Sant'Angelo. Così come un mese fa, all'affollata manifestazione di Campo San Giovanni e Paolo per difendere Venezia dalla crescente aggressività dello sfruttamento turistico, gli asterischi compaiono anche in Campo Sant'Angelo a garantire il distanziamento anticontagio per la nuova iniziativa del comitato che si chiama proprio Asterisco. Si tratta di un incontro aperto a tutti per discutere 3 proposte per ripopolare Venezia e farla tornare ad essere una città normale nella sua straordinarietà. Magari anche partendo da qualche presupposto. Ad esempio, secondo l'Osservatorio Civico sulla Casa, si sta assistendo ad una polarizzazione del mercato delle locazioni turistiche, dominato sempre più dai grandi host. A Venezia, ha detto Giancarlo Ghigi, cofondatore di Ocio, il 5% degli host fa il 30% degli utili. E allora risulta utile osservare cosa accade all'estero. A Londra, Amsterdam e San Francisco non si può affittare per più di 90 giorni all'anno. Ad Amsterdam è addirittura vietato affittare con Airbnb in centro città. Maddalena Gallamini, architetto, ha invece citato l'esperienza di alcune forme di comproprietà scandinave, in cui l'immobile resta in parte proprietà comune, consentendo a chi vuole abitarci di pagare meno. Promuovere un bando nazionale e internazionale per attrarre 100 nuovi residenti in appartamenti messi a disposizione da chi non intende rivolgersi alle locazioni turistiche è stata invece la proposta di Andrea Zorzi. Per far fronte ai rischi di morosità, il Comune o un altro attore no profit potrebbe promuovere una convenzione assicurativa che tuteli i proprietari e i contratti potrebbero rientrare nella tipologia 3+2, che offre un trattamento fiscale molto conveniente. Attivisti, famiglie e semplici cittadini insieme per dire no al progetto del nuovo parcheggio a Forte Marghera. Oggi a Mestre la grande mobilitazione contro uno degli ultimi progetti di Cafarsetti. Pedalate di Critical Mass di Mestre con tante famiglie, anche con bimbi piccoli al seguito, come questa, aggiuntasi in corsa, è il caso di dire. Ci siamo aggregati. Il discorso è questo, cioè continuare a sacrificare aree verdi per far spazio alle macchine ci sembra una negazione nel futuro. La manifestazione di associazioni cittadine con il supporto e la presenza fisica anche di Italia Nostra, veneziana e veneta. Che è per loro che dobbiamo fare queste battaglie, per lasciare la terra almeno come ce l'hanno lasciata i nostri avi. La mobilitazione di massa con tanto di raccolta firme è giunta quasi a quota 1500, tutti contro il nuovo parcheggio di Forte Marghera, al grido di stop cementificazione, vogliamo una mobilità sostenibile. E per questo adesso alcune attiviste e attivisti di noi pianteranno simbolicamente un albero. Forte la voce del no del comitato spontaneo per Forte Marghera, la costruzione del parcheggio intermodale proprio lungo la zona di valore storico, monumentale e paesaggistico, come da decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. L'accusa degli attivisti verso la Sovrintendenza di Venezia. Abbiamo la possibilità di impugnarlo come illegittimo nella procedura amministrativa. Infatti abbiamo intenzione di fare ricorso al Consiglio Superiore dei Beni Culturali a Roma. Con il nuovo slogan Amo Mestre in bicicletta, come racconta Michele Boato. Certo, amiamo Mestre e per amarla bisogna dare spazio ai pedoni, ai ciclisti. Forte Marghera è diventato un vero e proprio punto di aggregazione non soltanto per i cittadini ma anche per la campagna elettorale già in atto, con questo nuovo simbolo stampato in quasi 1 migliaio di adesivi. Poi con le più grandi organizzazioni culturali vogliamo prima di settembre, prima delle elezioni, fare un grosso convegno sulla tematica della distruzione di beni culturali a Venezia. Siamo alla nostra rubrica Bimbi in TV, continuate a mandarci i vostri video con Bimbi in TV, vi chiediamo di mandarci via WhatsApp al numero 351 1755 340 con delle semplici foto e non con delle semplici foto ma dei brevi video possibilmente in orizzontale, storie, giochi e passatempo dei nostri bambini potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti. Questa era l'ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Benvenuti al meteo. L'alta pressione si fa via via più stabile, avremo dunque una giornata contrassegnata dal bel tempo. Il dettaglio di domenica 5 luglio.
Sul Veneto la previsione ci dice che sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento, vedete un po' su tutte le province. Non sono attese piogge degne di nota e il cielo si presenterà al massimo velato. Temperature in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, minime tra i 17 e i 22 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 32. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui condizioni di bel tempo con tanto sole dappertutto e cielo sereno, non sono previste precipitazioni. Temperature minime fino a 21 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui avremo qualche addensamento sui settori di confine ma senza ulteriori conseguenze, per il resto sarà soleggiato. Temperature minime sui 18 gradi, massime invece fino ai 33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.